Una campagna elettorale gentile e coraggiosa sceglie questi due aggettivi Daniela Sbrollini per presentare la lista padovana dei consiglieri regionali di Italia Viva e Partito Socialista che la sosterranno. La candidata presidente alla regione Veneto per Italia Viva punta sui temi della sanità, la richiesta di una riforma delle IPAB e il sostegno alle piccole e medie imprese. Il Veneto deve sedere ai tavoli nazionali per poter ottenere i fondi del Recovery Fund. Ci sono già alcune regioni che hanno chiesto di sedere a quel tavolo in maniera non conflittuale, il Veneto non l'ha fatto. Ci sono 209 miliardi di euro, altri che arriveranno con il MES, anche il decreto semplificazioni ieri sblocca stadi, qui a Padova ha un significato importante, sblocca ospedali significa opere infrastrutturali che servono all'occupazione e alla crescita di questo territorio. Ecco, io credo che quando ci saremo noi vorremmo sedere e chiederemo di sedere al tavolo con lo Stato non per sussidi ma per investimenti. A fianco alla candidata Sbrollini anche il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato che attacca la Lega e Salvini. Questa regione è una grande regione che può pensare veramente di rilanciare la sua economia in maniera forte, di dare prestazioni sociali, sanitarie, di supporto alle imprese molto più importanti di quelle che sono sempre state erogate.